I migranti, c'è stato un naufragio oggi tra Malta e la Libia, si temono molte vittime. Claudio Pandolfi. Lasciati morire soli nel giorno di Pasqua da un'Europa che parla a vuoto di solidarietà. È durissimo il tweet con cui la ONG Sea-Watch annuncia il naufragio di uno dei 4 barconi partiti dalla Libia con a bordo 250 migranti in totale da ieri alla deriva nel Mediterraneo. È l'agenzia europea Frontex a riferire che una delle imbarcazioni è stata trovata capovolta. Le persone finite in acqua potrebbero essere fra le 50 e le 80. Chiedono aiuto da ieri, ma nessuno né a Malta né in Italia si è mosso, denuncia Alan Phone, il servizio telefonico per migranti in difficoltà, che pubblica l'ultima comunicazione arrivata da uno dei 3 gommoni rimasti. Siamo così stanchi, dicono, 2 persone hanno perso conoscenza, abbiamo bisogno di acqua, è un inferno. Ma in mare in questo momento c'è una sola nave di soccorso, la tedesca Alan Kurdi, che è già carica di naufraghi. 156 persone che da lunedì scorso aspettano un porto sicuro. Oggi, su richiesta del Ministero dei Trasporti, la Protezione Civile ha annunciato che non sbarcheranno, ma trascorreranno la quarantena su una nave italiana, assistiti dalla Croce Rossa. Dal Viminale fanno sapere che le persone soccorse, in questi giorni è stata garantita l'assistenza umanitaria, potrebbero essere ricollocate in Germania. Intanto in 100 sono arrivati a Pozzallo con un gommone, saranno trasferiti in provincia di Ragusa. L'hotspot infatti è in quarantena per un caso di Covid. Pasqua quindi con posti di